Benvenuti, bentornati in questo nuovo video, questo nuovo vlog. Mi ritrovo a registrare sempre di fianco alla statale. Mi sono svoltato il pomeriggio perché sarei dovuta rimanere al lavoro. Poi all'ultimo chiedo e invece no, non c'era più bisogno che mi fermassi e quindi mi ha svoltato il pomeriggio perché ero già convinta oggi non posso andare a camminare. Mi era un po' rattristata, ecco. Invece ho avuto questa notizia e allora ho detto: oh, che bello, posso uscire a camminare. Sono abbastanza affaticata, devo dire. Ho tanto caldo, ho tolto la dolce vita oggi, non ce l'ho perché sennò sarebbe stato impossibile. Ho una maglia in meno, ma oggi fa proprio caldo. Guardate che ci sono le biciclette, iniziano adesso, quindi è un po' più pericoloso camminare con le cuffiette. Devo sempre guardare ogni volta. Poi sono su questo tratto che io odio, sulla statale, è anche pericoloso. Comunque, adesso che sono un po' più distante dalla statale, devo salutare una persona, ovvero Loretta da Santa Giustina. Ok? Credo sarà felicissima perché so che mi segue sempre e quindi niente, ti saluto da qua. Sono stanca morta già. Farò i miei soliti 9,5-10 km, insomma dai. Non so se andrò sopra San Vito perché di solito passo sopra le case che ci sono là davanti a me. Praticamente quando per il ritorno o per l'andata salto tutta la ciclabile, il pezzo di ciclabile qua, vado sopra quelle case là. Qui dove c'è il mio ditino, di fianco all'albero grande, ecco lì c'è una strada che passa e scende e arriva qua giù. Ecco, di solito faccio quel percorso. Ci riuscirò oggi? Non lo so. Adesso le gambe mi fanno un po' meno male. Io ho il problema che mi fanno tanto male gli stinchi. Non sono le calzature, perché queste scarpe vanno da Dio. Il mio problema è che parto troppo veloce a camminare, vado troppo veloce e i muscoli non hanno il tempo di scaldarsi e quindi mi si irrigidisce tutto e sono dolori, ma io continuo lo stesso a camminare ogni volta e mi faccio i miei chilometri lo stesso, che poi al ritorno invece sono tranquilla, ma l'andata è sempre così, anche perché qui è falso piano, alla fine va in salita la strada, sembra di no ma va in salita e quindi lo sforzo c'è. Sappi Loretta che mi sono fatta il bigliettino per salutarti perché sennò io mi dimentico tutto e quindi devo fare i bigliettini per qualsiasi cosa. Adesso potrei optare per andare su per questa strada che è quella che uso sia per salire che per scendere. Siccome sono un po' stanca oggi, quasi quasi mi faccio subito lo sforzo di questa salita e poi scendo dall'altra. Ecco, alla fine sono salita per quella strada che vi dicevo e niente, qui è molto tranquillo rispetto alla ciclabile, qua non c'è nessuno e infatti anche se si fa più fatica, ma preferisco venire qua su a camminare e faccio anche, appunto per le gambe fa bene fare un po' di salita, anche alternare salita e discesa e quindi vengo anche qua. Ecco, adesso qua su poi c'ho un pezzo in piano, poi un altro pezzettino che sale un po' e poi scende giù, dove nell'altro video vi avevo detto dove c'era la chiesetta. Arrivo lì, non so se vi ricordate, comunque arrivo lì e poi scendo e arrivo giù in centro paese. Ecco, qui è dove ero nell'altro video, qua c'è la chiesetta, continuando per quella strada si va su alla ski area, ci sono gli impianti aperti. Sì, fa strano non vedere neve qua, ma lì ce n'è, tutta neve artificiale praticamente. C'è da notare che dove ero prima il sole stava tramontando, che ero su in cima a San Vito, e dove sono adesso che
che praticamente ho quasi raggiunto la strada di prima, quella che saliva. Qui invece, dove sono adesso, c'è ancora il sole, non è ancora tramontato, è lì, è lì. Questa era la strada di prima, se ve la ricordate. Ecco, ero salita di là e adesso mi aspetta il solito tratto. Oh, devo proprio dire che oggi ho le gambe molto più stanche. Ieri ero stata ferma, in realtà, perché ieri era la giornata di riposo per recuperare. Il punto è che forse sarebbe stato meglio se io fossi andata a camminare lo stesso, perché essendomi fermata, non so, la situazione dolori è un po' peggiorata. Se invece fossi andata a camminare, forse. Ieri mio papà è andato a camminare su di là e magari un giorno ci andrò anch'io, non lo so. Io non ero in grado ieri, neanche un po', avevo troppi dolori e forse neanche oggi sarei stata in grado di andare su di là, anche perché c'è anche neve, quindi è più faticoso camminare. Poi sicuramente a me servirebbero i ramponcini e preferisco camminare su asfalto in questo momento. Questo è il risultato di oggi, 10 km, 1 ora e 40. Ci ho messo abbastanza perché sono andata lenta, soprattutto in salita, perché ero al telefono con Franz e quindi non potevo andare tanto veloce, se no non riuscivo a parlare. Quindi sono andata piano. E poi ho proprio dolore alle anche oggi. Ce le ho particolarmente doloranti oggi, quindi niente, mi metto a caricare. Ah no, non ho le AirPods dentro, ce le ho ancora nelle orecchie. Ok, vabbè, adesso lì c'è tutto un casino, devo sistemare, devo pulire. Ma vorrei farvi vedere che cosa ho preso. Comunque oggi sono andata a camminare, credo di aver lasciato la scia di profumo, perché appena prima di uscire di casa mi è arrivato il corriere con un pacco di Notino, perché avevo fatto un ordine l'altro ieri. E perché ci sono, non so se ci sono ancora gli sconti. Beh, quando vedrete voi questo video non ci saranno più gli sconti probabilmente, e sapete che i miei video escono sempre tanto tardi. Comunque c'erano gli sconti e quindi mi sono comprata 2 profumi e uno me lo sono spruzzato proprio appena prima di partire da casa, quindi devo aver lasciato la scia di profumo, ma comunque un profumo molto buono, quindi va bene. Comunque ho preso il Lady Million di Rabanne, perché adesso si chiama Rabanne, non si chiama più Paco Rabanne. Hanno tolto il Paco, hanno lasciato il Rabanne. Però ho preso la versione più piccolina, da 30 ml. Hanno un costo i profumi di marca che, vabbè, è questo qua. Solo che io me lo ricordavo diverso perché probabilmente quello da 50 ml è fatto diverso, ce l'ho di là. Cioè no, probabilmente, penso sia ancora fatto così. Questo ha il tappino che viene via e lo spruzzino, invece l'altro c'ha il pulsantino qui proprio e lo spruzzino sul tappo, cioè sul tappo. Qua è il tappo, in realtà lì no, nell'altra versione. Vabbè, comunque sono presa il Lady Million che adoro e proprio mi piace tantissimo. Cioè si sente che è proprio un profumo costoso, che non è neanche tra i più costosi, però si sente. E poi ho preso questo di Yves Saint Laurent che è il Flowers and Flames Libre, Flowers and Flames, che è quello a fiori d'arancio, lavanda e un'altra roba, non mi ricordo. Cuffiette e noi ci vediamo forse in un altro video, avrò chiacchierato tutto il video praticamente. Un monologo come al solito, certo non vi ho fatto vedere niente, un po' di paesaggio e basta. Monologhi, i miei video sono monologhi. Spero di avervi comunque tenuto compagnia come sempre e ci vediamo al prossimo. Ciao!